Buongiorno carissime, buongiorno carissimi. Riprendiamo la lettura del nostro libro Cuore e questo episodio si intitola Superbia. E dire che Carlo Nobis si pulisce la manica con affettazione quando Precossi lo tocca, passando. Costui è la superbia incarnata, perché suo padre è un riccone. Ma anche il padre di De Rossi è ricco. Egli vorrebbe avere un banco per sé solo, ha paura che tutti lo insudicino, guarda tutti dall'alto al basso, ha sempre un sorriso sprezzante sulle labbra. Guai a urtargli un piede quando s'esce in fila due a due. Per un nulla butta in viso una parola ingiuriosa o minaccia di far venire alla scuola suo padre. E sì che suo padre gli ha dato la sua brava polpetta quando trattò da straccione il figlio del carbonaio. Io non ho mai visto una muffa compagna. Nessuno gli parla, nessuno gli dice addio quando s'esce. Non c'è un cane che gli suggerisce quando non sa la lezione. E lui non può patir nessuno e finge di disprezzare soprattutto De Rossi, perché è il primo, e Garrone, perché tutti gli vogliono bene. Ma De Rossi non lo guarda neppure quanto è lungo, e Garrone, quando gli riportano che Nobis sparlava di lui, rispose: ha una superbia così stupida che non merita nemmeno i miei scapaccioni. Coretti pure un giorno, che gli sorrideva con disprezzo del suo berretto di pel di gatto, gli disse: va un poco da De Rossi a imparare a fare il signore? Ieri si lamentò col maestro perché il calabrese gli toccò una gamba col piede. Il maestro domandò al calabrese: l'hai fatto apposta? No, signore, rispose Franco. E il maestro: siete troppo permaloso, Nobis. E Nobis, con quella sua aria: lo dirò a mio padre. Allora il maestro andò in collera. Vostro padre vi darà torto, come fece altre volte. E poi non c'è che il maestro alla scuola che giudichi e punisca. Poi soggiunse con dolcezza: andiamo, Nobis, cambiate modi, siate buono e cortese coi vostri compagni. Vedete, ci sono dei figliuoli d'operai e di signori, dei ricchi e dei poveri, e tutti si vogliono bene, si trattano da fratelli come sono. Perché non fate anche voi come gli altri? Vi costerebbe così poco farvi ben volere da tutti e sareste tanto più contento anche voi. Ebbene, non avete nulla da rispondermi? Nobis, che era stato a sentire col suo solito sorriso sprezzante, rispose freddamente: no, signore. Sedete, gli disse il maestro, vi compiango, siete un ragazzo senza cuore. Tutto pareva finito così, ma il muratorino, che è nel primo banco, voltò la sua faccia tonda verso Nobis, che è nell'ultimo, e gli fece un muso di lepre così bello e così buffo che tutta la classe diede in una sonora risata. Il maestro lo sgridò, ma fu costretto a mettersi una mano sulla bocca per nascondere il riso. E Nobis fece pure lui un riso, ma di quello che non si cuoce. I feriti del lavoro. Nobis può fare il paio con Franti. Non si commossero né l'uno né l'altro questa mattina davanti allo spettacolo terribile che ci passò sotto gli occhi. Uscito dalla scuola, stavo con mio padre a guardare certi birbaccioni della seconda che si buttavano ginocchioni per terra a strofinare il ghiaccio con le mantelline e con le berrette per fargli sdruccioloni più lesti. Quando vedemmo venire in fondo alla strada una folla di gente, a passo affrettato, tutti seri e come spaventati, che parlavano a voce bassa. Nel mezzo c'erano 3 guardie municipali, dietro alle guardie 2 uomini che portavano una barella.
I ragazzi accorsero da ogni parte. La folla s'avanzava verso di noi. Sulla barella c'era disteso un uomo, bianco come un cadavere, con la testa ripiegata sotto una spalla, coi capelli arruffati e insanguinati, che perdeva sangue dalla bocca e dalle orecchie. E accanto alla barella camminava una donna con un bimbo in braccio, che pareva pazza e gridava di tratto in tratto: «È morto, è morto, è morto!» Dietro alla donna veniva un ragazzo che aveva la cartella sotto il braccio e singhiozzava. «Cos'è stato?» domandò mio padre. Un vicino rispose che era un muratore, caduto da un quarto piano mentre lavorava. I portatori della barella si soffermarono un momento. Vidi la maestrina dalla penna rossa che sorreggeva la mia maestra di prima superiore, quasi svenuta. Nello stesso tempo mi sentii urtare nel gomito. Era il muratorino, pallido, che tremava da capo a piedi. Egli pensava a suo padre, certo. Anch'io ci pensai. Io sto con l'animo in pace, almeno quando sono a scuola. Io so che mio padre è a casa, seduto a tavolino, lontano da ogni pericolo. Ma quanti miei compagni pensano che i loro padri lavorano sopra un ponte altissimo o vicino alle ruote d'una macchina e che un gesto, un passo falso può costar loro la vita? Sono come tanti figliuoli di soldati che abbiano i loro padri in battaglia. Il muratorino guardava e tremava sempre più forte. E mio padre se ne accorse e gli disse: «Vattene a casa, ragazzo, va subito da tuo padre, che lo troverai sano e tranquillo, va». Il muratorino se ne andò, voltandosi indietro a ogni passo. E intanto la folla si rimise in moto e la donna gridava da straziar l'anima: «È morto!» «No, no, non è morto», le dicevano da tutte le parti. Ma essa non ci badava e si strappava i capelli, quando sentì una voce sdegnata che disse: «Tu ridi!» E vidi nello stesso tempo un uomo barbuto che guardava in faccia Franti, il quale sorrideva ancora. Allora l'uomo gli calciò in terra il berretto con un ceffone, dicendo: «Scopriti il capo, malnato, quando passa un ferito del lavoro». La folla era già passata tutta e si vedeva in mezzo alla strada una striscia di sangue. Adesso leggo un altro episodio che si intitola Il prigioniero. Questo è certamente il caso più strano di tutto l'anno. Mio padre mi condusse ieri mattina nei dintorni di Moncalieri a vedere una villa da prendere a pigione per l'estate prossima, perché quest'anno non andiamo più a Chieri. E si trovò che chi aveva le chiavi era un maestro, il quale fa da segretario al padrone. Egli ci fece vedere la casa e poi ci condusse nella sua camera, dove ci diede da bere. C'era sul tavolino, in mezzo ai bicchieri, un calamaio di legno, di forma conica, scolpito in una maniera singolare. Vedendo che mio padre lo guardava, il maestro gli disse: «Quel calamaio lì mi è prezioso. Se sapesse, signore, la storia di quel calamaio». E la raccontò. Anni sono, egli era maestro a Torino e andò per tutto l'inverno a far lezione ai prigionieri nelle carceri giudiziarie. Faceva lezione nella chiesa delle carceri, che è un edificio rotondo, e tutto intorno, nei muri alti e nudi, ci sono tanti finestrini quadrati, chiusi da 2 sbarre di ferro incrociate, a ciascuno dei quali corrisponde di dentro una piccolissima cella. Egli faceva lezione passeggiando per la chiesa fredda e buia, e i suoi scolari stavano affacciati a quelle buche,
coi quaderni contro le inferriate, non mostrando altro che i visi nell'ombra, dei visi sparuti e accigliati, delle barbe arruffate e grigie, degli occhi fissi d'omicidi e di ladri. Ce n'era uno fra gli altri, al numero 78, che stava più attento di tutti e studiava molto e guardava il maestro con gli occhi pieni di rispetto e di gratitudine. Era un giovane con la barba nera, più disgraziato che malvagio, un ebanista, il quale, in un impeto di collera, aveva scagliato una pialla contro il suo padrone, che da un pezzo lo perseguitava, e l'aveva ferito mortalmente al capo. E per questo era stato condannato a 20 anni di reclusione. In 3 mesi egli aveva imparato a leggere e a scrivere e leggeva continuamente, e quanto più imparava, tanto più pareva che diventasse buono e che fosse pentito del suo delitto. Un giorno, sul finire della lezione, egli fece un cenno al maestro che si avvicinasse al finestrino e gli annunciò con tristezza che la mattina dopo sarebbe partito da Torino per andare a scontare la sua pena nelle carceri di Venezia. E dettogli addio, lo pregò con voce umile e commossa che si lasciasse toccare la mano. Il maestro gli porse la mano ed egli la baciò, poi disse «Grazie, grazie» e disparve. Il maestro ritirò la mano. Era bagnata di lacrime. Dopo d'allora non lo vide più. Passarono 6 anni. Io pensavo a tutt'altro che quel disgraziato, disse il maestro, quando ieri l'altra mattina mi vedo capitare a casa uno sconosciuto, con una gran barba nera, già un po' brizzolata, vestito malamente, il quale mi dice: «E lei, signore, il maestro tal dei tali?» «Chi siete?» gli domando io. «Sono il carcerato del numero 78», mi risponde. «Ma ha insegnato lei a leggere e a scrivere 6 anni fa. Se si rammenta, all'ultima lezione m'ha dato la mano. Ora ho scontato la mia pena e son qui a pregarla che mi faccia la grazia di accettare un mio ricordo, una cosuccia che ho lavorato in prigione. La vuole accettare per mia memoria, signor maestro?» Io rimasi lì, senza parola. Egli credette che non volessi accettare e mi guardò come per dire: 6 anni di patimenti non son dunque bastati a purgarmi le mani. Ma con espressione così viva di dolore mi guardò che tesi subito la mano e presi l'oggetto. Eccolo qui. Guardammo attentamente il calamaio. Pareva stato lavorato con la punta d'un chiodo, con lunghissima pazienza. C'era su scolpita una penna attraverso un quaderno e scritto intorno: «Al mio maestro, ricordo del numero 78, 6 anni», e sotto, in piccoli caratteri, «Studio e speranza». Il maestro non disse niente. Ce ne andammo. Ma per tutto il tragitto da Moncalieri a Torino io non potei più levarmi dal capo quel prigioniero affacciato al finestrino, quell'addio al maestro, quel povero calamaio lavorato in carcere, che diceva tante cose, e lo sognai la notte e ci pensavo ancora questa mattina. Quanto lontano dall'immagine la sorpresa che mi aspettava alla scuola. Entrato appena nel mio banco, accanto a De Rossi, e scritto il problema d'aritmetica dell'esame mensile, raccontai al mio compagno tutta la storia del prigioniero e del calamaio, e come il calamaio era fatto, con la penna attraverso il quaderno e quell'iscrizione intorno: 6 anni. De Rossi scattò a quelle parole e cominciò a guardare ora me, ora Crossi, il figliuolo dell'erbivendola, che era nel banco davanti, con la schiena rivolta a noi, tutto assorto nel suo problema. «Zitto», disse poi a bassa voce, pigliandomi per un braccio. «Non sai, Crossi mi disse avantieri d'aver visto di sfuggita un calamaio di legno tra le mani di suo padre ritornato dall'America.
un calamaio conico, lavorato a mano, con un quaderno e una penna. È quello. 6 anni. Egli diceva che suo padre era in America. Invece era in prigione. Crossi era piccolo al tempo del delitto, non si ricorda. Sua madre lo ingannò. Egli non sa nulla, non ci sfuggo una sillaba di questo. Io rimasi senza parola, con gli occhi fissi su Crossi. E allora De Rossi risolvette il problema e lo passò sotto il banco a Crossi. Gli diede un foglio di carta, gli levò di mano l'infermiere di Tata, il racconto mensile che il maestro gli aveva dato a ricopiare, per ricopiarlo lui in vece sua. Gli regalò dei pennini, gli accarezzò la spalla, mi fece promettere sul mio onore che non avrei detto nulla a nessuno. E quando uscimmo dalla scuola mi disse in fretta: ieri suo padre è venuto a prenderlo. Ci sarà anche questa mattina. Fa come faccio io. Uscimmo nella strada. Il padre di Crossi era là, un po' in disparte. Un uomo con la barba nera, già un po' brizzolata, vestito malamente, con un viso scolorito e pensieroso. De Rossi strinse la mano a Crossi, in modo da farsi vedere, e gli disse forte: arrivederci, Crossi, e gli passò la mano sotto il mento. Io feci lo stesso. Ma facendo quello, De Rossi diventò color di porpora, io pure, e il padre di Crossi ci guardò attentamente, con uno sguardo benevolo, ma in cui traluceva un'espressione di inquietudine e di sospetto che ci mise freddo nel cuore. Bene, ci fermiamo qui per oggi. La prossima volta vi leggerò il racconto mensile. Vi ringrazio della vostra attenzione, della vostra presenza. Vi saluto e vi abbraccio con tanto affetto. Buona giornata a tutti.